Rosanna Bettella, riprendiamo un po' il punto della situazione, come giustamente diceva il turnover generazionale è un problema anche sì. molto serio. Questo secondo me è proprio per rimarcare il concetto che quando anche voi fate, come diceva nel tronco, delle manifestazioni importanti, delle prese di posizione di piazza, sembra quasi strano, però in realtà dovrebbero partecipare anche i giovani, Sì. perché altrimenti sono quelli che saranno i più penalizzati, sono gli anziani pensionati, ma in realtà ci dovrebbero essere i giovani. Dalla tragica riforma Fornero, disastrosa, perché che dir se ne voglia, comunque disastrosa, i giovani non hanno fiatato, ma sono quelli che sono stati maciullati, verranno maciullati progressivamente. Non intendiamo chi è all'università, come giustamente lei diceva, anche chi 15-20 anni di lavoro, che magari teoricamente nel mondo non è più tanto giovane, ma in Italia è da considerare tale, per assurdo. Sì, diciamo adesso forse qualcuno può fraintendere, ma allora, la riforma Fornero certamente ha inciso, ha allungato i tempi del pensionamento, sì, però ai giovani, per noi, per i giovani, quello che è importante è il valore dell'assegno pensionistico che avranno quando andranno, perché non dipende dalla riforma Fornero, il fatto che la pensione dei giovani sarà così bassa, non è la riforma Fornero, ma dalla riforma Dini del 96, ripeto, che abbiamo firmato come organizzazioni sindacali con l'impegno e con la speranza che partisse la cosiddetta seconda gamba della previdenza complementare. Ripeto, non è decollato quella, e infatti in questa seconda fase una delle nostre richieste è che si renda obbligatoria l'adesione alla previdenza complementare. Allora, se un giovane guadagna, facciamo l'ipotesi come tanti, 900 euro al mese, ipotizziamo, se non vuole stare con mamma e papà fino a che morte non li separi e prende un appartamento in affitto, sappiamo quanti vanno gli affitti, se vuole mangiare e nutrirsi, lui non ha soldi da mettere in nessun tipo di complementare, cioè non ci sono, cioè i ragazzi, le persone che lavorano con stipendi che sono molto più bassi rispetto a un tempo, e lo sappiamo benissimo, per non dire dei giovani che lavorano 6 mesi, poi altri 6 mesi a casa, 5 mesi, non hanno soldi da mettere nel complementare, cioè se la rendi obbligatoria non vivono, e quindi ci troviamo con queste assurdità in cui il giovane non mette più su famiglia, quindi non fa figli, perché non ha disponibilità economica. Se avessimo degli stipendi più adeguati all'Europa, perché vanno all'estero? Perché all'estero guadagni di più, parità di ruolo o magari con riconoscimenti effettivi in base al titolo di studio, cosa che in Italia non c'è, potresti anche farlo, ma con un giovane che prende 600, 800, 900, 1200 a farlo godere, dove sta la possibilità di mettere in una complementare? Meno che non siano i genitori, sì, gli anziani, i nonni che fanno il dono. La parte della previdenza complementare non è che il lavoratore investe chissà quanti soldi nella contribuzione, anche qua bisogna sfattarle queste cose, è il datore di lavoro che deve mettere e viene riservato il TFR, è dedicato il trattamento di fine rapporto che abbiamo solo in Italia rispetto all'Europa per questa parte, quindi non verrebbe intaccato poi i 900 euro, gli 800 euro sono pochi per i lavori anche altamente specializzati che fanno questi ragazzi, ma questo è un altro problema, quello lo dobbiamo affrontare a livello di mercato del lavoro e che siamo il paese ancora, io dico con un'imprenditoria un po' stracciona, no? Che ne approfitta un po' di tutta la situazione. Noi dobbiamo riformarlo il mercato del lavoro, dobbiamo pretendere dei contratti veri, insomma dei contratti degni di questo nome e quindi anche che possano permettere alle persone di costruirsi la pensione di qua per quando saranno anziani. Adesso c'è il rischio, e questo veramente dobbiamo porre rimedio anche attraverso l'informazione capillare con i giovani, c'è il rischio che appunto un lavoratore giovane dica vabbè, a me contributo tanto, la pensione non me la daranno mai, perché ormai la convinzione non è vero che intanto non me la daranno mai, già questa affermazione è un'affermazione sbagliata, magari senz'altro più avanti nel tempo, e rispetto a questo
stiamo cercando nel confronto col governo invece di rimediare a questa è stata la legge Fornero, ma dire che la pensione non ci sarà mai e quindi io mi tengo tutti i contributi, significa veramente che fra 20 anni abbiamo solo anziani con l'assegno sociale, e questo è assolutamente non ce lo possiamo permettere come paese civile e democratico, è una cosa assurda. E infatti la nostra proposta, a differenza di qualche voce che è venuta fuori rispetto a quello che il governo invece vorrebbe fare, che noi non vogliamo intervenire da un punto di vista assistenziale per le pensioni future dei giovani, ma proprio da un punto di vista previdenziale, arricchendo i contributi anche di quei lavori che negli anni hanno fatto in maniera assolutamente povera, no? Retribuzioni povere, retribuzioni discontinui, periodi di disoccupazione. Vanno valorizzati quei periodi per elevare la possibilità di avere questa pensione decente fra 20 anni. Io proprio però chi ha ricevuto non il bisogna bustone, come dire, e questo è uno sforzo che dobbiamo fare noi anche come organizzazione sindacale, e forse magari negli anni abbiamo fatto poco, no? Abbiamo fatto poco, ma bisogna veramente riprendere con forza il ragionamento con i giovani lavoratori, con i precari, e spiegare bene quali sono le proposte. Che non c'è e che non ci può essere nessuna contrapposizione fra giovani e anziani, perché tutto si tiene insieme, e quello che a noi preme è proprio trovare il sistema per ovviare a quanto invece ma infatti ma lei ha ragione, io le dico l'obiezione che ho colto in molte persone che abbiamo avuto anche l'opportunità di sentire, perché è anche interessante sentire noi giovani, quando molti hanno ricevuto questo bustone, cos'era, giallo, arancione, non mi ricordo allora quando un 35enne riceve quel bustone è stata un'operazione ideologica fatta per incrementare il divario tra le generazioni. Perché il bustone, che senso ha spedire a un cittadino che andrà in pensione tra 30 anni, tra 35 anni, una proiezione che è del tutto teorica e del tutto demotivante. Perché il problema dei giovani è ha diversi aspetti, perché il problema principale è il lavoro discontinuo e le forme contrattuali senza copertura previdenziale, è la modalità di estendere formule che non garantiscono, diciamo, la continuità. Non sono i 10 euro per versare nella previdenza complementare, perché è del tutto evidente che in tutti i sistemi, anche nei sistemi diciamo totalmente privatistici, i versamenti alla previdenza bisogna farli, perché poi li puoi fare sotto forma di capitalizzazione e quindi una rendita, come funziona la previdenza complementare, ma senza versamenti non c'è previdenza né nel sistema privatistico né nel sistema pubblico da nessuna parte, e quindi lì è fatta un'operazione del tutto demagogica. Guardi che nei fondi pensione noi abbiamo i tassi di adesione nei settori più strutturati, quindi della meccanica, della chimica, dell'energia, e lì l'esempio è chiarissimo. Lì abbiamo che aderiscono molto di più i soggetti più anziani che i giovani, e lì non c'è un problema di reddito, c'è solo un problema di percezione, che se tu a un giovane, è chiaro che se l'alternativa è vuoi 10 euro adesso o la pensione domani, scegli 10 euro adesso. Per quello noi diciamo bisogna invertire questa cosa qua: io ti obbligo a fare la previdenza complementare se tu non sei d'accordo, perché questa è una possibilità che rimane, devi dirmi che non sei d'accordo, in maniera da responsabilizzare i soggetti, e devono essere consapevoli
che senza la seconda gamba della previdenza un domani avranno dei problemi molto seri comunque. Sì, no, ma infatti io ho proprio ribadito questo problema anche psicologico che si è generato. Per ritornare anche alle nostre slide, così andiamo per ordine, che tanto più che stiamo proprio già parlando di questi temi, io chiedo alla regia se ne mettono in onda un'altra. Turnover generazionale è stato quello che abbiamo, appunto, di cui abbiamo parlato, adeguamento alle aspettative di vita. Allora, quindi questo è un altro problema. Questa è un'altra questione che è stata, che c'è e che prevederebbe che dal 2019, dal 1 gennaio 2019, in pensione di vecchiaia si va a 67 anni, quindi non più a 66 e 7 mesi come è adesso. E, naturalmente questo dovrebbe essere fatto un decreto dalla dirigenza del Ministero entro fine anno. Noi chiediamo che venga congelato questo decreto e che si avvii invece un confronto proprio per affrontare questo tema dell'aspettativa di vita. Chiaramente l'optimum sarebbe ma perché poi tra l'altro risulta che le donne sono quelle che in tutta Europa vanno in pensione più tardi adesso? Sì. Cioè, siamo al paradosso. Noi in questo momento siamo quelli, perché tutti gli altri paesi che comunque hanno previsto un innalzamento dell'età pensionabile lo faranno molto più avanti. Noi siamo bravi solo nel negativo. Noi abbiamo voluto fare i primi della classe, diciamo, no? È veramente una... non commentiamo. Ma il problema è sempre stato quello, fare cassa, no? Fare cassa con le pensioni, e quindi c'era una situazione veramente difficile e erano presi da dove era più facile prenderli. Assolutamente. E non separare previdenza e assistenza. E l'altro è un altro tema importante. Andiamo in pubblicità, perché poi l'altro discorso della riforma della governance dell'INPS e dell'INAIL, tra l'altro, questo è un altro componente sempre importante, rientra tra i punti unitari che affronterete. Ci restano altri punti importanti, affrontiamoli insieme tra pochi secondi.